atterrato all'aviosuperficie di Cassola l'elicottero della Guardia di Finanza con a bordo il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, per sorvolare l'area collinare dove dopo le piogge degli ultimi giorni si sono verificati diversi smottamenti di terreno. La situazione qual è, sindaco, oggi? Sì, la richiesta di andare con l'elicottero è partita dopo una grande disponibilità e condivisione con il prefetto di Vicenza, Salvatore Cacamo, quando c'è stata l'alluvione che ha colpito Vicenza l'ultima volta, quindi circa un mese fa. Noi abbiamo avuto uno dei territori più colpiti nell'ambito pedemontano con 10 frane. Le abbiamo monitorate naturalmente con i mezzi da terra, stavamo valutando l'utilizzo dei droni, ma dopo un confronto con il prefetto abbiamo convenuto la disponibilità dell'utilizzo dell'elicottero, per cui abbiamo visto tutti i vari fronte frana presenti in territorio comunale, quella sopra l'abitato di Crosara che si era anche mossa nei pochi giorni fa, e quella di Lavarda soprattutto, più le altre micro zone dove si sono verificati gli smottamenti, compreso quello nei pressi del centro storico con l'ospedale. Passando abbiamo visto che la situazione in questo momento è stabile, comunque adesso valuteremo i filmati anche con l'utilizzo naturalmente con i consigli dei geologi, però l'utilizzo del mezzo devo dire che è stato fondamentale, soprattutto per queste immagini che di fatto sono molto accurate dalle varie angolazioni che difficilmente si possono capire o arrivare a piedi. Avete già un'idea su quali punti andrete a reagire innanzitutto? Allora, per quanto riguarda la zona di Lavarda, avevamo già fatto il sopralluogo con i geologi e lì abbiamo già anche richiesto un intervento del servizio forestale. Adesso per quanto riguarda Crosara, con le nuove immagini valuteremo anche lì con i tecnici di far la segnalazione anche alla regione. Come tempi? Come tempi ci muoviamo in una settimana per fare tutte quante le procedure.